Stazione di Treviso, 7:30 del mattino. Il principale snodo del trasporto scolastico insieme a quello di Viale Europa. 40 i bus aggiuntivi messi in campo da MOM per potenziare il trasporto extraurbano così da rispettare il limite di capienza dei mezzi fissato all'80%. Raddoppiate le corse nei tratti urbani. A parte che oggi 2 istituti non vanno a scuola, quindi inizieranno domani, però la situazione è tranquilla. Abbiamo i nostri steward che controllano i carichi e credo che oggi è andata bene per adesso. Abbiamo 3 pattuglie dislocate nelle zone più importanti dove ci sono gli studenti, per cui stiamo monitorando la situazione. Devo dire che fino adesso la situazione è sotto controllo. Controlli della polizia locale, ma per il primo giorno niente sanzioni. Si proseguirà per l'intera settimana per verificare i comportamenti degli studenti. Soprattutto il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, perché sappiamo che è obbligatorio dove c'è il sovraffollamento, come in queste situazioni è necessario utilizzare la mascherina. Noi verifichiamo soprattutto questo. Norme di sicurezza che verranno ribadite anche nei cartelli che il Comune farà posizionare a ogni fermata. Vigili, ma non solo, anche 55 steward messi in campo da MOM. Qua in stazione abbiamo 2 punti, in via Roma e di fronte alla stazione. Ci sono gli addetti che stanno controllando, poi gli istituti che vanno a Lancenigo prendono il treno e anche là abbiamo delle verifiche sui carichi. Ci vorrà qualche giorno sicuramente per capire i flussi dei ragazzi e poi entrerà nella classica rotazione scolastica. Questa è una situazione che dovremo tenere controllata giorno dopo giorno. Oggi hanno cominciato tutta una serie di istituti, domani si aggiungeranno degli altri. Adesso c'è anche una questione legata al numero di abbonamenti che probabilmente vedrà nel mese di ottobre un ulteriore aumento anche degli utenti nei bus, quindi insomma terremo monitorata la situazione con lo scopo di garantire sempre un servizio di altissima qualità e massima sicurezza da un punto di vista sanitario. In Viale Europa situazione più variegata, come testimoniano le voci degli stessi ragazzi. Pieno, c'erano anche poche navette, onestamente, mancano dei pullman. Era pieno di gente così. Pieno, ma non troppo. Si poteva stare anche seduti.